Anche Novax, trevigiani e veneziani denunciati dalla polizia Pordenone volevano occupare la direzione sanitaria dell'ospedale cittadino, ma sono stati bloccati. Tra i presenti Stefano Puzzer, per lui foglio di via per 3 anni dalla città. Scattato l'obbligo vaccinale per forze dell'ordine e personale della scuola, 3.521 i veneti interessati senza nemmeno una dose. Per tutti loro da oggi accesso diretto ai centri vaccinali senza prenotazione. Primo giorno di Super Green Pass obbligatorio per gli insegnanti, dirigenti scolastici. Faremo il nostro dovere. Il vero problema sarà trovare supplenti per le scuole dell'infanzia e primarie. A Venezia ha siglato l'accordo per la cultura in vista delle Olimpiadi, ma a tenere banco è il botta risposta sulle opere tra Giovanni Malagò e il ministro Franceschini. Corsa contro il tempo, dice il numero 1 del CONI. Intanto proprio il sindaco di Cortina Ghedina annuncia su Facebook di essere positivo al Covid. Sono in isolamento e sto bene, continuerò a lavorare per la città. E anche la finale di Miss Italia prevista al Casinò di Venezia è stata travolta dal Covid. 2 ragazze contagiate, slitta la proclamazione prevista domenica. La beatificazione di Albino Luciani avverrà nel 2022, probabilmente a settembre. La conferma del presidente della provincia padrina oggi in udienza privata con Papa Francesco. Scena surreale in municipio a Valdobbiadene. Una giovane cerva impaurita sfonda la vetrata e si nasconde nell'ufficio della polizia locale. L'animale è recuperato e liberato poco dopo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano i fatti di Pordenone con l'attacco Novax sventato alla direzione sanitaria dell'ospedale cittadino. Ci sono anche dei Novax veneziani e trevigiani denunciati dalle forze dell'ordine. Tra i presenti anche Stefano Puzzer, che è stato portato in questura. Il punto. Se prendiamo l'ospedale di Pordenone cade tutto il sistema. Lo slogan inquietante in un file audio intercettato nelle chat era questo: troppo per non mettere in allarme la polizia. Secondo gli inquirenti, l'obiettivo dei Novax, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche trevigiani e veneziani, era preciso: manifestare davanti al nosocomio e arrivare a occupare in qualche modo la struttura a partire dalla direzione sanitaria. È finita invece, grazie all'intervento della questura, con una maxi denuncia per i partecipanti, tra questi anche l'ex leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, per il quale è scattato il foglio di via obbligatorio per 3 anni dalla città. L'appuntamento alle 9:30 al piazzale dell'ospedale. Sono arrivati in un centinaio, spiazzati però dalla presenza della polizia. Non sapevano che gli agenti erano già al corrente di tutto. Dalle prime luci dell'alba, infatti, la Digos, che monitora costantemente ogni anfratto della rete e dei social legato al mondo dei Novax, aveva fatto scattare l'allerta per il moltiplicarsi di messaggi e inviti nella notte verso la manifestazione non autorizzata per protestare contro la sospensione dei sanitari nel giorno in cui scattava l'obbligo vaccinale di alcune categorie lavorative, tra le quali il soccorso. Dopo la segnalazione, il questore Marco Odorisio ha disposto dalle 7:30 del mattino 3 diversi presidi di sicurezza, non solo all'ospedale, ma anche presso altri 2 obiettivi sensibili: la Cittadella della Salute, dove è attivo il polo vaccinale, e la direzione generale dell'azienda sanitaria. Un centinaio i manifestanti giunti in gruppi tra le 9:30 e le 12:30. L'ospite d'onore annunciato in chat era Stefano Puzzer, chiamato a pronunciare un discorso. Tutti sono stati, prima e dopo, identificati e invitati ad allontanarsi. Tra questi anche decine di Novax provenienti dalle aree della Marca e del Veneziano più vicine a Pordenone. Per tutti è scattata una maxi denuncia per manifestazione non autorizzata. Uno di loro, che rifiutava di farsi identificare e non voleva portare la mascherina, è stato accompagnato in questura. Stessa destinazione anche per Puzzer, per il quale è stato deciso il foglio di via obbligatorio triennale. Lapidario a fine giornata il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. A noi, dice, non rimane che continuare a lavorare in silenzio e con ancora maggiore intensità a beneficio della comunità. Proprio oggi quindi è scattato l'obbligo vaccinale per il personale della scuola e le forze dell'ordine. In Veneto senza nemmeno una dose ci sono 3.521 persone. Ne ha dato conto il governatore del Veneto Luca Zaia questa mattina. Tra l'altro proprio da oggi per queste persone sono aperti senza prenotazione, quindi ad accesso diretto, i centri vaccinali. I non vaccinati tra le categorie per le quali è fatto obbligo della vaccinazione, quindi forze di polizia, mondo della scuola eccetera, sono 3.521. Quindi lo scandisco bene, da oggi queste 3.521 persone hanno l'accesso diretto ai centri vaccinali. Qualora decidessero di vaccinarsi non hanno neanche l'inghippo di doversi prenotare.
Scattato l'obbligo vaccinale per il personale della scuola e delle forze dell'ordine, il Veneto mette in condizioni i soggetti che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di correre subito ai ripari. In 3.521 mancano l'appello, un numero tutto sommato limitato, evidenzia Zaia, anche se tra questi ci sono gli irriducibili. Il percorso vaccinale in Veneto è stato intrapreso dal 92,6% dei carabinieri, il 93,2% dei finanzieri, l'86,8% delle guardie penitenziarie, l'85,1% dei vigili del fuoco, immunizzata la quasi totalità del personale della scuola, il 98,3%. L'altro fronte vaccinale che partirà nelle prossime ore riguarda la fascia 5-11 anni. Alle 12 di oggi abbiamo 18.029 under 12 che si sono prenotati. Vi ricordo che la popolazione vaccinabile under 12 è di 300.000. Dati incoraggianti, riferisce sempre Zaia, che annota una criticità nei rifornimenti al momento temporanea. C'è un ritardo in una consegna dei vaccini, c'è un lieve ritardo, io spero che sia solo un pneumatico forato, una roba del genere, insomma, l'uso delle catene in qualche passo, ma che arrivino i vaccini. Non aiutano nemmeno gli attacchi informatici subiti dal sistema delle prenotazioni all'ULSS 6 Euganea, disagi che stanno rientrando ma che sono stati pesanti e che spingono lo stesso Zaia a rivolgersi agli hacker anche come ammonimento per il futuro. A noi non venite a chiederci riscatti perché non vi diamo soldi, niente bitcoin e altre menate del genere. E questo nelle ore in cui i ricoveri in area non critica superano la soglia non solo psicologica dei 1.144 le persone in terapia intensiva. Siamo quasi all'80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati e sentiamo la pressione ospedaliera, però non la viviamo con drammaticità, questo lo voglio dire. Drammaticità scongiurata solo ed esclusivamente da un fattore. Perché forse non ci siamo resi conto. Cioè con l'incidenza di oggi che ha il 400 su 100.000 abitanti, terapie intensive e tutto, noi saremmo chiusi se non ci fossero stati i vaccini. Cioè zona rossa. Parole molto chiare quelle di Zaia, dicevamo dell'obbligo vaccinale per gli operatori della scuola, questa la situazione nel Padovano. La piattaforma era stata aggiornata, le circolari arrivate anche negli ultimi giorni. Con il 15 dicembre suona la campanella dell'obbligo del Green Pass rafforzato per il personale della scuola. A Padova i dirigenti scolastici erano pronti con alcuni punti di domanda. Ci sono piccole inesattezze ancora, nel senso che io per esempio una persona che so che ha avuto il Covid e lì mi risulta rossa, probabilmente c'è qualche incongruenza ancora, però sa che a Padova c'è stato un attacco hacker per cui probabilmente qualcosa è saltato nella parte informatica. In ogni caso io con tutte le segnalazioni rosse che ho visto stamattina ho mandato una notifica personale tramite registro elettronico e anche in più una lettera, comunque insomma tanto su questo, per avvertire che entro 5 giorni devono o comunicarmi la data di prenotazione o portarmi un'esenzione o la certificazione che in realtà sono già vaccini, che hanno fatto il primo ciclo primario di vaccinazione. Nella sua scuola, l'Istituto Comprensivo di Albignasego, Federica Silvoni ha 29 dipendenti su 360 totali sprovvisti di Green Pass rafforzato. 10 erano già fuori servizio, alcuni in mattinata hanno inviato certificato di malattia. A tutto il personale sprovvisto di Green Pass rafforzato è arrivata comunicazione dalla dirigente, così è accaduto in tutte le scuole. Nel Padovano si parla di circa 700 persone. La scuola fa la sua parte, il peso si sente. In questo momento che noi siamo chiamati nuovamente a questo tipo di controllo è un peso. È un peso, per carità, ci rendiamo conto dell'importanza del momento, noi vogliamo collaborare, però lei deve tenere conto che in questo momento in Veneto, non so se lei ha visto la nota ieri della Regione Veneto, noi siamo alle prese seriamente con i casi Covid nella scuola. In caso di docente sospeso scatta la caccia al supplente, assunto con clausola risolutoria, ovvero in caso di rientro del titolare di cattedra il licenziamento è immediato. Il problema nostro è trovarli i supplenti, soprattutto all'infanzia e alla primaria, è proprio endemica ormai la carenza di docenti. Noi abbiamo, nelle graduatorie intendo, noi già i posti, come dire,
buoni, importanti, che sono posti fino al 30 di giugno, anche il 31 agosto, lì già esauriamo le graduatorie, li diamo già alle famose messe a disposizione. Le giuro che stiamo andando a cercarli anche a casa. Oggi sono 144, ma sono stati più di 5.000 i pazienti transitati nelle terapie intensive del Veneto. Oggi in questa quarta ondata i medici spiegano com'è cambiato il rapporto con i loro assistiti. Cercare il respiro dentro il casco, la fatica di questo paziente si percepisce anche quando si osserva da lontano, al di là delle pareti che separano le stanze della terapia semi-intensiva. Qui siamo all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, i posti letto occupati oggi sono 36. In questa quarta ondata è cambiata la tipologia dei pazienti, ci spiega il professor Andrea Vianello, a capo del coordinamento delle terapie semi-intensive del Veneto. Qui oggi arrivano pazienti giovani non vaccinati e anziani vaccinati ma affetti da più patologie. Il rapporto tra medico e paziente è difficile, soprattutto con i Novax convinti. Questa ondata ha messo un po' in tensione il rapporto medico-paziente, perché si ha in parte almeno a che fare con dei malati che sono molto determinati nel resistere a certi tipi di trattamento. Devo però dire che questa determinazione è tipica di una parte abbastanza limitata di pazienti, anche tra i non vaccinati, e che nella maggior parte dei casi invece il dialogo riesce a risolvere la situazione e a trovare dei buoni compromessi. Non sono mancate anche lettere di avvocati di pazienti che suggeriscono ai medici terapie alternative del tutto prive di fondamento. Questo accade soprattutto tra chi è ricoverato nelle terapie intensive. Qualcuno arriva anche a rifiutare di essere intubato. Gli avvocati facciano gli avvocati, io mi baso sulle evidenze scientifiche. Non somministro farmaci sulla base delle richieste degli avvocati. Mi dispiace. Nelle terapie intensive del Veneto meno del 10% dei pazienti è vaccinato e si tratta di anziani con patologie gravi. L'abbassamento dell'età media dei pazienti ricoverati in terapie intensive e gli effetti del vaccino hanno fatto registrare una riduzione della mortalità, ma molto ha fatto anche la ricerca e le nozioni imparate in questi quasi 2 anni di pandemia. Evitate di leggere quello che può essere fuorviante. Il cortisone si fa nei malati che hanno insufficienza respiratoria. Se inizi a farti il cortisone a casa da solo perché sei positivo, loro non lo sanno, ma aumenta il rischio di morte. Se invece faccio il cortisone in un malato che ha insufficienza respiratoria e richiesta di ossigeno almeno, riduce il rischio di morte. È un lavoro, non è che diventiamo tutti medici perché abbiamo Google. Eppure c'è qualcuno che continua a fare il furbo. Green Pass falsi acquistati da oltre 120 persone, tra questi alcuni veneti che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone, aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e Veneto attraverso intrusioni illegali. È quanto emerge dalle indagini che hanno portato a perquisizioni in tutta Italia da parte della Polizia Postale su delega della Procura di Napoli. Le false certificazioni erano ottenute sfruttando i canali di accesso messi a disposizione delle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati e così generare il Green Pass. La Polizia Postale ha eseguito 40 perquisizioni locali e 67 sequestri preventivi, questo a livello nazionale. La cronaca ci porta nel Vicentino per l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Aldo Trabucco, 54 anni di Schio, ex consigliere comunale, presidente di una nota società calcistica. Aldo Trabucco aveva 54 anni, una moglie e 3 figli. Era dipendente di una ditta di costruzioni in legno di Isola Vicentina. È caduto da un'altezza di circa 5 metri, forse da un tetto, nel cantiere in cui stava lavorando a Malo. Molto conosciuto a Schio, dove abitava nella frazione di Magrè, era stato consigliere comunale e da 4 anni era presidente del San Vito Catrenta di calcio. Dopo la caduta la sua situazione era sembrata subito grave ai soccorritori. Portato in ospedale a Sant'Orso, i medici hanno deciso di inviarlo in elicottero a quello di Vicenza, dove è deceduto. Addolorato il sindaco di Schio. Aldo era una persona fantastica, sempre disponibile, pronto a mettersi a disposizione per qualsiasi cosa fosse necessaria, sia per lo sport, che amava tantissimo, sia per il suo lavoro, per la sua famiglia, per il gruppo.
È stato tra le prime persone che si sono avvicinate alla costituzione della nostra lista civica nel 2013. È stato consigliere comunale nel nostro primo mandato. Aveva 3 grandi amori: la sua famiglia, il calcio e il lavoro. Aldo Trabucco era stato ospite di Rete Veneta nello scorso ottobre della trasmissione Sport in Casa del collega Alex Giuliano. Ecco come con modestia definiva il suo ruolo di presidente di una società di calcio. Già la parola presidente sinceramente non mi piace portarla avanti, ma non per questo, io mi piace più... No, responsabile. Responsabile è già più una parola che mi è più pratica, diremo, no? Comunque sia, è sempre un onore essere presidente di un'associazione, però io ci tengo qui con i ragazzi di essere responsabili. Parliamo adesso di Olimpiadi. Questa mattina a Venezia è stato siglato un importante patto per la cultura, ma a tenere banco è stata la questione delle infrastrutture, con un gelido botta e risposta tra il numero 1 del CONI Malagò e il ministro alla cultura Franceschini. È semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. E io ieri ho detto, sono molto felice che siamo finiti anche nel canale, nel corridoio, chiamiamolo così, del PNRR, perché questo aiuta sotto il profilo temporale a rispettare. È una corsa contro il tempo, io ho il dovere di dirlo. Tranchant, come sempre, il numero 1 del CONI e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, lo ha ribadito anche davanti al ministro Franceschini. Serve accelerare sul fronte delle opere utili ai giochi. Le risorse, complice il PNRR, stavolta ci sono. Il problema è avviarle con meno burocrazia possibile. Il ministro alla cultura a sua volta risponde a nome del governo e tra i due sembra calare un po' il gelo. Io ricordo il dibattito prima dell'Expo 2015, quando stava scritto in generale la tesi che non ce l'avremmo fatta, ce l'abbiamo fatta bene, sia rispettare i tempi che poi l'evento, quindi sono sicuro che sarà così anche questa volta. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti. Blinda le 2 infrastrutture principali con relative risorse Luca Zaia. Bisogna correre. Dobbiamo correre, abbiamo 2 grandi opere, la variante di Longarone che è finanziata e la variante di Cortina che è finanziata. Sono 600 milioni di euro già finanziati e quelle sono 2 opere che comunque devono vedere la luce. Longarone sicuramente la vedrà fino in fondo, Cortina ho qualche dubbio che arrivi proprio fino alla fine, però verrà impostata e quindi lì abbiamo una certezza. Sulle opere poi sportive non si discute. E non si discute, pare di capire, sulla realizzazione della pista da bob, contestata da un ampio fronte ambientalista. Sul bob noi andiamo avanti, la prossima settimana, il 21, avrete qua la federazione che viene a spiegare tutto quello che è Bob Italia, Bob Mondo e quello che abbiamo intenzione di fare con la nuova pista di bob, che sarà meno impattante, più corta. Ma la giornata a Venezia è servita a Ministero e Fondazioni, di cui la Regione fa parte, a sottoscrivere uno specifico accordo illustrato dal CEO della Fondazione Vincenzo Novari. Tutto ruota attorno all'integrazione sport, turismo e cultura. Sarà pronto a breve un regolamento per la concessione di patrocini e contributi. Il protocollo è l'inizio di un percorso che lavora attorno a un'idea molto intelligente, affiancare alla grande offerta sportiva che avranno le Olimpiadi anche l'offerta culturale del Paese, un'offerta infinita di patrimonio materiale e immateriale, di musei, di cinema, di teatri, di festival, di eventi, di libri. Quindi questo impegno consentirà di fare delle Olimpiadi in Italia un evento veramente unico al mondo. Ed era atteso a Venezia per la firma di questo protocollo il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, che però ha contratto il Covid, lo ha annunciato lui stesso su Facebook. Può accadere che, scrive Ghedina, dopo quasi 2 anni dall'inizio della pandemia, dopo 22 mesi di elenchi che contengono i nominativi delle persone positive del tuo paese, su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo nome. Un post dagli inediti contorni personali che Ghedina ha scritto per informare che, a parte qualche linea di febbre, tutto sommato sta bene. Continuerà a lavorare in isolamento a favore della città, così ha detto il sindaco di Cortina. E 2 casi di positività al Covid rovinano la festa a Miss Italia. Slitta infatti la proclamazione del concorso di bellezza prevista domenica prossima al Casinò di Venezia. Sono 20 le Miss finaliste che partecipano al concorso. Sarà comunicata una nuova data. E per noi c'è ancora cronaca dopo la pubblicità. A fra poco.
Di nuovo in studio per raccontarvi un incontro molto importante. La beatificazione di Papa Luciani potrebbe essere celebrata a Roma il 28 settembre 2022, subito dopo l'estate. La data è un azzardo, ma l'indicazione è data questa mattina da Papa Francesco durante l'udienza privata con il presidente della provincia Roberto Padrina potrebbe far coincidere la cerimonia con la data dell'anniversario della morte di Giovanni Paolo I, sopraggiunta 33 giorni dopo l'inizio del suo pontificato. Il presidente Padrina ha comunicato al Papa la trepidazione con cui tutti i bellunesi stanno aspettando la conferma della data della beatificazione, rinnovando al Santo Padre la speranza di poterlo avere tra noi e con noi a Canale d'Agordo. Queste quindi le parole pronunciate dal presidente Padrina a Papa Francesco. Vi raccontiamo adesso di una scena davvero surreale, una mattinata molto concitata vissuta in municipio a Valdobbiadene. Vediamo perché. Guarda sto cervo a Valdobbiadene, è andato in comune, è andato dentro il comune. E poco dopo è stata trovata proprio lì, disorientata e spaventata, nell'ufficio della polizia locale di Valdobbiadene. È successo tutto questa mattina verso le 11:30, quando un esemplare di giovane cerva ha attraversato di corsa il centro della città, saltando tra gli addobbi natalizi di Piazza Marconi, per poi schiantarsi contro la porta del municipio. È andata a scontrarsi contro la porta a vetri del municipio, mandandole in frantumi, è salita al primo piano, è entrata all'ufficio della polizia locale, è rimasta lì, l'abbiamo sorvegliata in attesa che arrivassero i veterinari dello SDUE di Treviso e i carabinieri forestali della caserma qui di Valdobbiadene. Che insieme al CRAS, il centro recupero animali selvatici, sono intervenuti sedando e visitando l'animale che fortunatamente non ha riportato nessuna ferita grave, solo un piccolo graffio sul muso causato dai vetri del forte impatto all'ingresso. Cerva che poi sotto sedazione è stata scortata dagli addetti fuori dal comune e trasportata verso le sue montagne per tornare libera nella natura. Abbiamo dovuto allontanare le persone presenti in municipio e anche i curiosi che venivano per vedere l'animale, perché su indicazioni appunto del servizio veterinario era importante che la cerva non venisse spaventata dalle persone e dai rumori. Persone, rumori, elementi che solitamente spaventano gli animali selvatici dei vicini boschi, soprattutto in orari così frequentati. È anomalo l'orario perché normalmente si possono incontrare animali selvatici anche vicini ai centri abitati, o all'alba o al tramonto. Probabilmente questa cerva era da qualche ora che stava girando attorno al centro di Valdobbiadene, ha trovato lo spazio aperto di Piazza Marconi e l'ha attraversato di corsa. Ci lasciamo con queste immagini dal Veneto, è tutto, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Potente anticiclone su mezza Europa, anche l'Italia e dunque il nostro territorio beneficeranno di questa protezione. Tempo buono giovedì 16 dicembre. Nel dettaglio sul Veneto sarà ancora stabile e più soleggiato rispetto a mercoledì, con diradamento delle nubi alte, salvo la presenza di foschie, banchi di nebbia o nubi basse sulla pianura e in alcune valli prealpine nelle ore più fredde, ma in dissolvimento poi nelle ore centrali. Venti in pianura deboli, a tratti moderati verso la costa, temperature stazionarie, minime che saranno sotto zero un po' dappertutto, massime invece tra i 6 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevale il sole con cielo limpido o con poche nubi a carattere sparso, non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sugli 8-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, non cambia la situazione, anche qui vedete avremo un ampio soleggiamento, qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sotto zero, massime invece comprese tra i 9 e i 10 gradi all'incirca.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.